Torna in carcere il favarese Domenico 40 dopo aver sfregiato la Scala dei Turchi, Punta Bianca e la casa natale di Luigi Pirandello. Il sindaco di Agrigento nomina 2 nuovi assessori con deleghe al bilancio e all'urbanistica. Si torna a ribattere sull'indipendenza dalla Russia. A Porto Empedocle potrebbe nascere il tanto discusso rigassificatore. A Licata un 19enne e un 16enne picchiano un disabile in pieno centro all'interno di una villa comunale davanti agli occhi increduli di alcuni passanti. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Domenico 40 è stato condotto in carcere, alle sue spalle una serie di reati famosissimi come lo sfregio alla Scala dei Turchi. C'è il servizio. Condotto a Barcellona Pozzo di Gotto in carcere è l'epilogo di una serie di reati legati ad atti di vandalismo e non solo, che hanno per protagonista Domenico 40, pregiudicato 49 anni di Favara. A notificargli l'ordinanza contenente la misura di sicurezza emessa dal magistrato di sorveglianza di Agrigento sono stati i carabinieri della tenenza di Favara. Domenico 40 ha lasciato dietro di sé una scia di reati tristemente famosi che hanno fatto indignare l'opinione pubblica. Recentissimo l'imbrattamento della Scala dei Turchi, ancor prima quello di Punta Bianca, poi la distruzione dei vasi in ceramica posti sul viale delle Dune, nonché il deturpamento della casa natale di Luigi Pirandello, a testimoniare l'abitualità nel compiere reati da parte del soggetto. Atti vandalici contrassegnati da un atteggiamento di generica e vaga contestazione nei confronti dell'autorità giudiziaria e delle forze dell'ordine, che ha aggravato ulteriormente la posizione del pregiudicato. Con l'arresto di ieri sera si torna a mettere un punto fermo. Già nel 2002 fu arrestato per il fallito attentato terroristico alla metro di Milano, una bombola di gas alla fermata del Duomo. In un cestino della spazzatura gli investigatori trovarono un lenzuolo con la scritta «Noi combattiamo per la causa, non ci fermiamo più fino a quando non vi sottometterete ad adorare un solo Dio, Allah è grande». Un anno prima, nella Valle dei Templi di Agrigento, fu fatta deflagrare una bombola di gas da campeggio abbandonata sui gradini del Tempio della Concordia, episodi per i quali 40 è stato condannato a 16 anni di carcere. L'uomo, che si era convertito all'Islam, è tornato poi a far parlare di sé nel 2020 con gli ultimi fatti: lo sfregio a Punta Bianca, quello alla Scala dei Turchi e alla casa natale Luigi Pirandello. Rapina a mano armata in un centro scommesse lungo la strada statale 115 a Porto Empedocle. Un bandito con il volto travisato e armato di una pistola ha fatto irruzione in una sala giochi e, minacciando uno dei dipendenti, si è fatto consegnare i contanti. Il bottino ammonterebbe a circa 500 euro. Poi la fuga, probabilmente a bordo di un mezzo che lo attendeva nelle adiacente, una zona che peraltro presenta diverse vie di fuga e che ha reso al malvivente più facile far perdere le tracce. Sul posto i poliziotti del commissariato Frontiera e gli agenti della squadra mobile di Agrigento, raccolte alla testimonianza del dipendente della sala scommesse. Adesso si cercherà qualche aiuto in eventuali riprese di telecamere che insistono nella zona. Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha nominato 2 nuovi assessori. Il primo è l'ex dipendente comunale Patrizia Lisci, scelta dallo stesso Miccichè. Il secondo è l'ingegnere Valeria Proto, gradita dal movimento Diventerà Bellissima. Il nostro direttore Arturo Cantella. Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha nominato ieri sera 2 nuovi assessori nella giunta comunale, in aggiunta ai 7 che già compongono la squadra di governo della città. In quota Diventerà Bellissima entra nell'amministrazione comunale l'ingegnere Valeria Proto, mentre l'ex funzionario del comune di Agrigento, Maria Patrizia Lisci, è nominata fiduciariamente dal sindaco con la delega al bilancio. Per la nomina dell'ingegnere Valeria Proto arriva il plauso dell'onorevole Giusy Savarino, Diventerà Bellissima, che afferma come un incarico che sono certa Valeria Proto saprà onorare con dedizione, competenza e passione, mettendosi al servizio della città, rappresentando al meglio le istanze degli agrigentini. Per l'onorevole Savarino, l'ingegnere Proto, forte del suo curriculum e della sua esperienza professionale, saprà certamente dare un forte impulso alle azioni amministrative di pianificazione urbanistica, governo del territorio e gestione dell'area costiera demaniale di Agrigento. Una donna, conclude la Savarino, professionista che ha accolto l'invito di portare nelle istituzioni la sua capacità e le competenze che sono certa porterà nuova energia nella giunta guidata da Franco Miccichè.
di nominare quali assessori comunali del comune di Agrigento la signora Lisci Maria Patrizia e la signora Proto Valeria, di riservarsi di conferire ai soprannominati assessori le deleghe con successivo provvedimento. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in armonia con gli interessi della Repubblica e della Regione. Un 32enne con disabilità psichica è stato picchiato con pugni e schiaffi all'interno di una villa comunale nel pieno centro di Licata, davanti agli occhi increduli di alcuni passanti. A soccorrere il 32enne è stato uno di questi ultimi che ha chiamato l'ambulanza. Il disabile è stato trasferito all'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata, dove è stato medicato e gli sono stati diagnosticati 30 giorni di prognosi. I carabinieri hanno invece immediatamente individuato e dato un volto ai responsabili dell'incresciosa aggressione. Si tratta di un 19enne e di un 16enne del posto. Entrambi sono stati denunciati per lesioni aggravate. Non è la prima volta che si verificano episodi del genere a Licata. Nei mesi scorsi in città scoppiò il clamoroso caso delle torture ad alcuni disabili psichici del paese ad opera di una vera e propria gang. La crisi energetica riporta il rigassificatore di Porto Empedocle al centro del dibattito politico, ma riaccende anche lo scontro tra favorevoli e contrari. Francesco Milano. Si torna a parlare di rigassificatore a Porto Empedocle a seguito dei recenti avvenimenti tra Russia e Ucraina che hanno ulteriormente evidenziato i limiti dell'indipendenza energetica italiana. La nostra capacità di utilizzo è limitata dal numero ridotto di rigassificatori in funzione. Per il futuro è quanto mai opportuna una riflessione anche su queste infrastrutture, ha detto il Presidente del Consiglio Mario Draghi, nell'informativa alla Camera sul conflitto in corso nell'Est Europa. La questione riaccende il dibattito tra i favorevoli e i contrari. Da un lato i sostenitori del no insistono su motivazioni soprattutto ambientali, oltre che ovviamente relative alla sicurezza. Secondo alcuni, infatti, la realizzazione del rigassificatore potrebbe accelerare il fenomeno erosivo, che già caratterizza gran parte della costa siciliana, e avere un impatto negativo dal punto di vista paesaggistico, poiché visibile dalla Valle dei Templi. Secondo altri, però, contribuirebbe a rendere più indipendente la Sicilia e l'Italia da un punto di vista energetico. Il progetto prevede infatti che il rigassificatore di Porto Empedocle possa trattare 8 miliardi di metri cubi di gas all'anno, pari circa al 10% del fabbisogno nazionale. Nei giorni scorsi il TAR ha respinto un ricorso presentato qualche anno fa dal Comune di Agrigento che si opponeva alla realizzazione dell'impianto. Giuseppe Di Natale, segretario generale di Wiltec Sicilia, ha affermato che è innegabile la necessità del rigassificatore a Porto Empedocle per lo sviluppo locale. È innegabile l'urgenza di risposte occupazionali basate sul rilancio economico e sociale, a partire proprio dal potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali. Raccolta di beni di prima necessità ieri a Ribera per manifestare sostegno e solidarietà al popolo ucraino. Alle 19 anche una fiaccolata statica in piazza Giovanni XXIII come momento di preghiera e raccoglimento. Il nostro direttore Arturo Cantelli. Fiaccolata per la pace ieri a Ribera, diversi riberesi che hanno partecipato nonostante la bassa temperatura alla manifestazione che si è svolta ieri sera in piazza Giovanni XXIII davanti alla Chiesa Madre per esprimere la solidarietà al popolo ucraino interessato dalla guerra. Tante le persone che hanno preso parte con candele, cartelloni, una bandiera ai nastrini colore giallo-blu della terra dell'Ucraina, le autorità amministrative che hanno promosso l'incontro, i giovani come gli scout e la chiesa locale. Tra gli interventi quello del sindaco Matteo Ruvolo e di Don Giuseppe Argento. Noi siamo anche aperti ad accogliere dei profughi che arrivano dall'Ucraina, stiamo contattando delle abitazioni libere che possono eventualmente servire se dovessero esserci richieste per famiglie, giovani, anziani che arrivano dall'Ucraina, perché in questi momenti si gioca veramente quello che è il valore e la dignità umana. Quindi anche Ribera vuole mostrarsi vicina in tutti i modi con la manifestazione, con questa apertura, con queste iniziative, perché il segnale arrivi forte a tutti. Bisogna custodire un patrimonio che è stato conquistato da tantissimi anni
e che, ripeto, era veramente lontano da noi pensare che si potesse parlare ancora una volta di guerra nella nostra Europa. Spero che la diplomazia possa fare la sua parte, spero che prevalga il valore della diplomazia e degli accordi e che si possa porre fine quanto prima possibile a questo massacro di tanti civili, di tanta povera gente che ha il solo torto di dire di voler vivere in una patria libera, democratica, di fare le scelte in virtù di un mandato che hanno assegnato ad un proprio presidente. È doveroso che tutti, ognuno, ogni amministrazione comunale, ogni comunità deve esprimere grande solidarietà e vicinanza al popolo ucraino, vittima di questo attacco vergognoso che va contro quella che è la dignità di ogni uomo. Un popolo che si è autodeterminato, che ha eletto democraticamente un proprio presidente e che da un giorno all'altro invece si è visto attaccato da un presidente, il presidente della Russia, che senza alcuna considerazione della dignità umana, del valore della libertà, ha voluto attaccare per allargare ancora di più la sfera di proprio potere in maniera vergognosa, causando tante vittime, non soltanto militari ma civili. No a tutte le guerre, attenzione, non c'è solo questa guerra che ci sta alle porte, ma nel mondo ci sono tante guerre. Allora noi vogliamo dire no alla guerra in generale. E la guerra nasce da che cosa? La guerra nasce da due cose fondamentali, dalla bramosia del potere e bramosia del denaro. Queste due cose portano alla guerra, per cui l'uomo, quando è imbevuto di potere totalitario, quando vuole il dominio assoluto, cerca sempre qualcuno che deve dominare. E allora nascono le guerre, quando uno sente bisogno di avere sempre di più denaro, e allora invade le terre degli altri. E allora noi diciamo no alla guerra, sì alla pace, ma attenzione, la vera pace incomincia prima di tutto nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nella nostra città, e poi si estende al macchiatolio. Il bilancio certamente positivo, sono passati 100 giorni, cominciamo dalla ricerca, fondi per tutti i ricercatori, punti organico in più per aumentare nella componente amministrativa l'area della ricerca che vedrà un dirigente, quindi creeremo un'area dirigenziale, didattica, rimodulazione dell'offerta formativa con ampliamento dell'offerta formativa nei poli decentrati, abbiamo potenziato con investimenti importanti le aule, le tecnologie delle aule, abbiamo avviato accordi quadro con le principali aree e strutture come Commercio, Confindustria, Sicindustria, cioè fondamentalmente le rappresentanze delle imprese, e proprio con l'impresa abbiamo fatto un patto soprattutto per le lauree magistrali, cioè stiamo decidendo di investire nell'ultimo periodo della laurea magistrale i tirocini curricolari pagandoli noi e permettendo quindi ai ragazzi di svolgere un periodo di tempo non inferiore a 3 mesi dentro l'azienda. Vorrei ricordare anche l'apertura in chiave di terza missione sul Policlinico perché c'è già una importante interlocuzione con la Regione per la creazione di un nuovo ospedale che dovrebbe diventare un ospedale moderno da 350-400 posti letto e con una rifunzionalizzazione del vecchio Policlinico che dovrebbe diventare invece un campus a tutti gli effetti. L'emozione del ritorno in presenza, Dottore? È stata una delle cose più importanti, è avvenuta ormai da qualche giorno, per fortuna nonostante le difficoltà, perché capite che ritornare dopo 2 anni ha comportato un ripristino di meccanismi che erano un po' bloccati, però la gioia dei visi dei ragazzi è stata una delle emozioni più importanti e loro hanno compreso che peraltro la nostra non è un'università telematica, la nostra università che vuole la presenza, perché sulla presenza gioca la crescita, quindi è stata una delle cose veramente più significative di questo periodo. Stiamo affrontando oggi il tema importante della vicenda ucraina, stiamo cercando abbiamo già dei contatti per invitare a Palermo e ospitarli in chiave completa, quindi sia sul vitto, sull'alloggio e sull'iscrizione, studenti ucraini, ma anche invitare docenti che ci hanno fatto richiesta di venire. Proprio stamattina mi ha scritto la ministra Messa
invitando tutte le università italiane a mettersi a disposizione in questo senso. Quindi già noi l'abbiamo un po' anticipato e tra l'altro abbiamo messo a disposizione una delle strutture più belle del nostro Ateneo, che è l'Hotel de France, struttura storica in cui peraltro ha dormito anche Freud quando è rimasto a Palermo per qualche giorno, e che in realtà è un hotel completo che intendiamo proprio trasformare in una residenza per strutture straniere. Il Comitato Provinciale Unicef di Agrigento fa un appello alla solidarietà e alla generosità ai cittadini di Agrigento e provincia affinché partecipano alla raccolta fondi a favore dei bambini ucraini. In una nota diramata dal presidente provinciale di Agrigento Lilli Bruna si legge: chi desidera donare può accedere con un SMS al numero solidale 45 525. Chi desidera chiarimenti più dettagliati può contattare questo numero telefonico, ovvero 320 83 65 151. La Regione siciliana si dota per la prima volta di una strategia regionale per la valorizzazione dei beni confiscati che prevede alcune azioni per rendere più efficiente e trasparente la restituzione alla comunità di beni e aziende sottratti alla criminalità, anche grazie al sostegno progettuale ed economico. Il documento elaborato da un apposito gruppo di lavoro voluto dall'assessore all'economia Gaetano Armao in collaborazione con la Segreteria Generale della Presidenza è stato approvato dal governo regionale e presentato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans. Vediamo. Sfrutteremo il PNRR, siamo già pronti con 4 progetti per la procedura che ha avviato il Ministero della Coesione del Sud. Ho sentito proprio ieri il Ministro Carfagna su questo, che sollecitava la definizione di questi progetti. Ci presenteremo con 2 iniziative, una per Verbum Caudo e una per un'azienda confiscata a Salemi, anche lì Regno dei Salvo, e quindi esempio emblematico di un riscatto della Sicilia dalla mafia, e poi con 2 beni confiscati che sono in questo momento gestiti dalla Regione e sono stati trasferiti al suo patrimonio, che sono la sede dell'assessorato ai beni culturali e la sede dell'assessorato alle attività produttive. Concorriamo per risorse significative che dimostrano come su questo versante la Sicilia deve sfruttare al meglio questi beni, queste aziende, perché ritornano ad essere patrimonio produttivo dei siciliani e soprattutto una prospettiva di lavoro per tanti giovani che vogliono dedicarsi al lavoro nella propria terra e non vogliono da essa scappare. Una bottiglia con del liquido infiammabile e una croce disegnata con un pennello è stata ritrovata legata con del filo di ferro al cancello d'ingresso di un ristorante a Favara. Il fatto intimidatorio è avvenuto nella mattinata di ieri in una zona periferica del paese. A fare la scoperta è stato il titolare dell'attività commerciale. Una volta arrivato sul posto, immediata la chiamata ai carabinieri della locale tenenza, a cui l'uomo ha raccontato l'accaduto. Gli uomini della tenenza di Favara hanno avviato un'attività di indagine. Il materiale è stato sequestrato per ulteriori accertamenti. Non è la prima volta che al commerciante viene lanciato un chiaro segnale. Nell'ottobre 2020, infatti, era misteriosamente andato a fuoco una struttura nei pressi del locale. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta e sulle indagini vige il massimo riserbo. Torniamo a parlare dell'inchiesta Spaccaossa, volo, hotel, anche cena al ristorante e poi sempre compreso nel pacchetto pure la rottura di un braccio o di una gamba. Sarebbe stata questa l'offerta speciale proposta a persone disperate a tal punto da farsi menomare anche in modo permanente pur di incassare qualche spicciolo. Vediamo. Da nord a sud dell'Italia lo scenario appare il medesimo. Gli Spaccaossa non hanno avuto alcuno scrupolo per le vittime, gente disperata che sarebbe arrivata a farsi rompere gli arti pur di accaparrarsi qualche spicciolo dalle assicurazioni a loro volta raggirate dal sistema marcio e deplorevole. Volo, hotel, anche la cena al ristorante, poi sempre compreso nel pacchetto la rottura di un braccio o di una gamba. Sarebbe stata questa l'offerta speciale proposta dalla presunta banda di Spaccaossa sgominata
dalla polizia a persone disperate a tal punto da accettare di farsi menomare anche in modo permanente pur di incassare qualche spicciolo. Gli indagati avrebbero organizzato con cura le trasferte al nord, tanto che in un caso sarebbero riusciti ad inscenare 2 finti incidenti a Legnano in provincia di Milano nell'arco di appena 7 ore. Secondo la ricostruzione del procuratore aggiunto Ennio Petrigni e del sostituto Anna Battaglia, infatti, i 2 sinistri sarebbero avvenuti il 26 settembre del 2019, il primo intorno alle 14 ed il secondo alle 21. Entrambe le presunte truffe alle assicurazioni sarebbero state messe a punto da Giuseppe Zizza, Vincenzo Maccarrone, finiti entrambi in carcere, e Matteo Corrao ai domiciliari. È stata proprio la vittima compiacente a svelare tutti i retroscena del primo incidente, spiegando agli inquirenti di aver partecipato all'imbroglio per mantenere la famiglia composta da 4 figli e una nipote, un compagno con disturbi psichici che lavora saltuariamente come impiegato Reset, che in quel periodo non prendeva lo stipendio perché era ai domiciliari, ritrovandosi così un braccio sinistro completamente disarticolato ed incapace di svolgere qualsiasi operazione manuale. Inizialmente la donna ha spiegato ai poliziotti del commissariato Brancaccio di aver percepito 50.000 euro dall'assicurazione. Ho comprato vestiti e quello che serve per vivere, ha ammesso. Poi ha precisato che quella grave ferita al braccio non sarebbe stata determinata dall'incidente. Il braccio l'ha rotto Giuseppe Zizza. Lo conosco da tanto e lui mi ha detto che c'era la possibilità di guadagnare qualcosa con un finto incidente stradale. Ha raccontato pure la trasferta al nord. Sono partita in aereo e arrivando a Milano mi è venuta a prendere una persona che di lì mi ha accompagnata in albergo. C'era anche un altro ragazzo amico di Giuseppe Zizza che è partito con me. Si tratta della vittima compiacente dell'altro incidente scenato a Legnano. Il giorno della frattura al braccio, questo ragazzo mi ha presa in auto dall'albergo e mi ha portato in un magazzino dove mi aspettava proprio Zizza. La donna, che indagata a sua volta, ha svelato anche i particolari agghiaccianti della tortura a cui si sarebbe sottoposta. Quando ho visto Zizza ho chiuso gli occhi, mi hanno fatta distendere a terra e mi hanno tenuto il ghiaccio per ore sul braccio per addormentarlo. Poi Zizza si è avvicinato e ho chiuso gli occhi, ho sentito la botta al braccio, mi ha dato 2 colpi, non so con cosa. Poi Zizza mi ha accompagnata in macchina tenendomi il braccio perché non avevo le forze per muovermi. Successivamente mi ha presentato un uomo e mi diceva che il giorno dopo l'avrei trovato sul luogo del finto incidente perché avrebbe dovuto dire alla polizia che mi aveva appena investito. Sul posto c'era una bicicletta vicino all'auto ed io sono stata adagiata accanto alla bicicletta. La trasferta sarebbe stata interamente a spese di Zizza. Mi ha pagato il biglietto del volo e l'hotel e poi ha dato la mia pratica Maccarrone perché Zizza si lamentava sempre quando gli chiedeva soldi per le spese. E la donna ha ancora aggiunto: mi sono prestata ad inscenare il finto incidente per mere necessità economiche. La prima volta ha messo a verbale la vittima compiacente. Dopo che Zizza mi aveva dato 4.000 euro sono partita in aereo, sono rimasta lì per giorni. Il quinto, che ero in albergo a Legnano, quello precedente al giorno in cui dovevano procurarmi le lesioni, io sono scappata per paura, sono rimasta sola a nascondermi fino a quando non ho recuperato i soldi per il biglietto del treno per tornare a Palermo. Qui sono stata minacciata da Zizza, voleva che gli restituissi 4.000 euro. Non avendo la somma sono stata costretta a ripartire. Mi ha detto: o mi restituisci 4.000 euro oppure succede qualche cosa. Loro mi volevano rompere sia il braccio che la gamba. Mi sono rifiutata, ho detto soltanto il braccio. La donna avrebbe poi chiesto ripetutamente soldi agli spaccaossa. Nelle intercettazioni rimarcava: per favore, dopo questa basta, non voglio fare più niente, non mi interessa. Una frase che aveva messo in allarme Maccarrone, che ne parlava poi con Zizza. Pressioni su pressioni, insomma, per avere poche manciate di euro. Controlli dei NAS in farmacie e laboratori, multe e denunce a Palermo, Trapani ed Agrigento. Vediamo. 4 laboratori d'analisi e 8 farmacie nella Sicilia occidentale sono stati multati dai carabinieri del NAS di Palermo per le violazioni sul mancato rispetto delle norme anti-Covid. Nel corso delle ultime settimane sono state controllate 56 strutture, 4 laboratori di analisi, uno in provincia di Palermo, 2 in provincia di Trapani e uno in provincia di Agrigento, e 8 farmacie, 4 nel Palermitano, 3 nel Trapanese e una nell'Agrigentino. Sono state elevate sanzioni complessivamente per 15.000 euro. I titolari sono stati segnalati alle procure.
Ai laboratori sono stati contestati la non corretta identificazione e registrazione nella piattaforma informatica regionale dei dati dei soggetti sottoposti ad analisi e la mancata adozione di idonei dispositivi di protezione durante l'esecuzione dei test antigenici rapidi per la rilevazione del Covid. Le farmacie e parafarmacie sono state multate per aver eseguito ai minori test rapidi per Covid senza aver fatto preventivamente sottoscrivere il consenso informato ai genitori e ancora per averli eseguiti senza le modalità previste dal protocollo d'intesa. Alcuni farmacisti sono stati multati per aver dispensato farmaci con obbligo di presentazione della ricetta a pazienti sprovvisti della prescrizione medica, omessa detenzione di farmaci medicinali obbligatori e violazione dei doveri di custodia di farmaci ad azione stupefacente. Sono stati posti sotto sequestro amministrativo. Inaugurata questa mattina la nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Santa Margherita Belice, intitolata all'ingegnere di Montevago Alessio Scirè. Numerose le autorità che hanno preso parte all'evento. Arturo Cantella. Inaugurata oggi la nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Santa Margherita del Belice, incontrata Madonna di Trapani. Presenti alla cerimonia il sottosegretario all'interno Carlo Sibilia, il capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Laura Lega, il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Guido Parisi, diversi sindaci dei comuni del Belice. Il distaccamento è stato intitolato all'ingegnere Alessio Scirè di Montevago, la cui figura è stata ricordata dal sindaco del suo paese, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. I Vigili del Fuoco, che ringrazio tutti per il lavoro straordinario che fanno. Il sottosegretario lo ricordava prima, l'ultima disgrazia, tragedia di Ramanusa, e voi sempre presenti. Questo distaccamento è sicuramente un punto d'approdo importante per tutto il Belice e per quello che il Belice rappresenta. Ringrazio la famiglia, Nora, Mice, Alessandro, la mascotte che oggi è qui. Io credo che per la famiglia Scirè oggi sia una bella giornata che si corona con questa intitolazione di questo distaccamento a nonno e a papà. L'ingegnere Scirè, noi lo chiamavamo il generale, è una figura bella. L'ingegnere Scirè era una bella figura, una figura sorridente, un uomo d'altri tempi, un galantuomo, una persona disponibile con tutti, ma con i suoi concittadini ancora di più. Ha aspettato che il titolare del bar si allontanasse per qualche secondo e non ci ha pensato due volte ad arraffare un marsupio lasciato sopra il bancone e scappare via. È successo in un noto locale sul lungomare di San Leone ad Agrigento. Il malvivente una volta preso il borsello è fuggito. Le telecamere, che però insistono sull'attività commerciale, così come nell'intera zona, dovrebbero aver ripreso l'intero gesto e anche il volto del ladro. I poliziotti della sezione volanti della questura di Agrigento stanno analizzando le immagini e con ogni probabilità l'uomo ha le ore contate. Per lui scatterà una denuncia. Un 28enne originario di Favara è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza poiché non si è fermato a un posto di blocco dei carabinieri e ha proseguito una folle corsa al fine di seminarli. I militari dell'Arma, dopo un inseguimento peraltro pericoloso, sono riusciti a fermarlo ed identificarlo. Era alla guida di una Ford Focus ed era pure ubriaco. Per questo motivo, oltre alla denuncia, gli è stata ritirata la patente. 3 anni dopo la prima elezione arriva la conferma per Sebastiano Cappuccio, rieletto segretario generale della CISL Sicilia. Il 62enne siracusano ha ottenuto 141 voti su 142. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella.
Sebastiano Capuccio di Siracusa, di anni 62, dipendente delle Poste, rieletto ieri al vertice regionale della CISL siciliana. A votarlo il Consiglio regionale del sindacato, che rappresenta l'intero universo della CISL, enti, associazioni e istituzioni di servizio legati al mondo della CISL. Capuccio, sposato con una figlia, esattamente 3 anni dalla sua prima elezione, nel febbraio del 2019 viene scelto per la prima volta come segretario generale della CISL siciliana. 3 anni fa a Palermo, stamani nel centro congresso di Taormina, dove tra ieri e oggi il sindacato ha celebrato il suo 13° congresso regionale, presente anche il leader nazionale Gigi Sbarra. Ma guardi, intanto noi, insisto, dobbiamo continuare a difendere la salute e la sicurezza di tutti. Questa fase pandemica non è ancora ultimata, sia dal punto di vista della salute e sicurezza, ma anche delle difficoltà che genera dal punto di vista economico-sociale. E questo è il primo aspetto. Il secondo è quello che dobbiamo aprire questo grande confronto sul piano nazionale di resilienza con la Regione, affrontare i temi del rilancio fino in fondo con una grande presenza del mondo sindacale per quanto ci riguarda nella CISL come attore principale della fase di rilancio. Terzo punto, dobbiamo lavorare per fare in modo che si costituisca finalmente, anche attraverso le risorse del piano di resilienza, si recuperi questo grande gap di difficoltà dell'assetto economico-sociale della nostra Regione e si faccia in modo che questo ci consenta di accorciare il divario fra il nord e il sud. Noi pensiamo che queste condizioni ci sono, abbiamo un'organizzazione che ha dimostrato di essere autorevole, forte e rappresentativa, che ha delle proposte di merito molto importanti rispetto a questo. Bisogna che i confronti con il governo, con le imprese, con tutte ovviamente le aziende sul territorio, sia dal punto di vista delle vertenze ma dal punto di vista del rilancio della Regione, assumano quella profondità che noi chiediamo. Avete parlato in questi giorni di partenariato economico e sociale. Che messaggio vi sente di inviare adesso al Presidente della Regione, da rieletto? Guardi, il messaggio è quello che gli abbiamo inviato sia in presenza che nei giorni precedenti, nei mesi precedenti rispetto agli incontri. Noi chiediamo che ci sia veramente questo grande tavolo di partenariato. Significa aprire il confronto sul piano nazionale di resilienza, farlo con le parti sociali e rispetto a questo mettere in campo e monitorare gli investimenti, la realizzazione degli stessi, la direzione verso questi vanno, per noi devono andare verso i livelli di occupazione, di difesa delle persone, del rilancio del territorio. Bisogna verificare insieme che gli investimenti stiano lontani da condizioni di malaffare, di pericolosità da questo punto di vista e soprattutto dobbiamo lavorare insieme, il sindacato, le istituzioni, le imprese, per condizionare, come dire, le difficoltà e per aprire invece una partita di rilancio vera. I lavoratori, ne ha fatto un cenno anche subito dopo l'elezione. In Sicilia 1000 vertenze aperte, 1000 aziende in crisi. Cosa dice la CISL al riguardo? Quello che abbiamo sostenuto, ribadisco. Noi staremo addosso a tutte le vertenze. È importante perché stare sulle vertenze significa difendere lavoro, occupazione, lavoratori, ma anche imprese, perché questo consente di generare nuovo lavoro. Ma nel contempo, nell'affrontare le difficoltà legate alle vertenzialità, noi dobbiamo avviare quei confronti per generare le condizioni di sviluppo e le condizioni di ripresa. Questa è una terra che per troppi anni, per tanti decenni ha continuato e paga ancora dei prezzi pesanti sul fronte occupazionale, sul fronte della ripresa e del rilancio. Oggi le condizioni secondo noi ci sono delle condizioni importanti quelle che il Piano Nazionale di Resilienza sta mettendo in campo con degli investimenti molto importanti per affrontare tutti questi temi, bisogna farlo insieme. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Parco urbano di Camaro cala nuovamente il silenzio sul cantiere aperto nel 2003. Il consigliere comunale Alessandro Cacciotto interviene su una delle storiche incompiute messinesi. Vediamo. Sono passati diversi anni e la situazione qui è veramente diventata drammatica per tanti motivi. Uno su tutti, ci sono ancora tantissime famiglie che vivono in veri e propri tuguri, che tra l'altro hanno sempre vissuto ovviamente in maniera dignitosa, ma oggi si trovano anche in una situazione particolare, essendo ancora in attesa di sapere quale sarà il loro destino
nonostante ci sia stata una graduatoria ancora provvisoria di gennaio del 2022, graduatoria ancora provvisoria, quindi non si sa quelli che saranno i tempi, dicevo, è resa ulteriormente drammatica dal fatto che appunto in attesa di sapere il loro destino non sanno se fare neanche interventi di ripristino, di ristrutturazione di queste casette. Insomma, si potrebbe anche intanto cominciare con la bonifica, togliere tutta questa spazzatura. Assolutamente, dico, poi c'è un altro problema ancora, l'altro problema che a mio modesto avviso, come più volte abbiamo rappresentato anche col collega al Consiglio Comunale Libero Gioveni, c'è il problema della bonifica. Sono stati consegnati diversi alloggi, ma allo stesso tempo non sono state mai avviate opere di sbaraccamento, e non parliamo di un mese, di 2 mesi, ma parliamo appunto di anni. Io lancio il mio appello, lo lancio ovviamente anche al prefetto nella qualità di commissario straordinario al risanamento, che unitamente al collega Gioveni abbiamo anche chiesto di essere invitati anche per diciamo un'audizione. Purtroppo non abbiamo avuto risposta. Ci siamo più volte interfacciati anche con Arisme, per carità, trovando molto spesso la loro disponibilità ad ascoltarci, però dico, al di là delle parole, voglio dire questo, lo dico a nome mio e a nome del collega Libero Gioveni, in rappresentanza anche di tutte queste persone. Vi invito a non far passare, vi chiedo di non far passare una nuova estate a queste persone in questa situazione drammatica. Siamo allo sport, calcio eccellenza, nuovo derby in programma tra Canicattì e Pro Favara, mentre l'Acragas si appresta ad affrontare il Castellammare. Carmelo Lentini. Prossimo intreccio di sfide d'alta classifica, i cui risultati finali potrebbero ridisegnare l'attuale classifica generale. Stiamo parlando del campionato di eccellenza Girone A. Infatti, dopo la sconfitta interna del Don Carlo Miselmeri ad opera del sempre più lanciato verso la promozione in D del Canicattì, la compagine palermitana sarà impegnata nuovamente questa domenica fuori casa sul campo della Mazzarese in piena corsa playoff. Ma non è finita, perché domenica prossima è in programma un altro big match, il derby tutto agrigentino, Canicattì Pro Favara, gara dall'esito incerto. Non sarà facile neanche per l'Acragas affrontare il Castellammare, che nella gara di andata causò la prima sconfitta stagionale sul campo. 3-2 fu il risultato di allora, con reti di Costantino, Pirrone, Cipolla, Cardinale e Maltese. Che la lotta per i playoff si stia facendo sempre più aperta ed aspra lo si nota anche dai movimenti che si stanno verificando nei club di questa eccellenza. Ad esempio, l'Oratorio Marineo, non contento dei risultati accumulati dal proprio tecnico Giuseppe Tumminia nel girone di ritorno, ha deciso di esonerarlo, prendendo al suo posto il palermitano Angelo Tomasello. E concludiamo con le squalifiche di questa settimana. È stato fermato per 4 giornate l'ennese Agostino De Luca, per 3 Mosovic del Marsala e D'Amore del Monreale, per 2 gare Virgilio del Castellammare, Silla del Casteltermini e Corrao della Parmonvalle. Infine per una giornata sono stati fermati Piuca dell'Acragas, Pirrello, Abate, Bulades, El Marui, tutti del Mazzara, e poi Tummiola e Ciangimino dell'Unitas Sciacca, Foglia del Marsala e Iracci del Canicattì. Ed ora spazio all'intervista del tecnico del Canicattì, Lillo Bonfatto. Al termine di Don Carlo Miselmeri Canicattì siamo qui in compagnia con mister Lillo Bonfatto. Mister, quest'oggi una grande prestazione da parte dei suoi ragazzi, un 0-4 rifilato alla compagine di casa, un Canicattì che adesso vede sempre più vicina la fine di questo campionato, in vetta, a più 10 dalla seconda, un commento sulla gara. Ma sapevamo di incontrare una squadra forte, una squadra organizzata, e noi siamo venuti qui per cercare di ottenere il massimo. Ci siamo riusciti, pur giocando un grandissimo calcio. Faccio i complimenti ai ragazzi perché, ripeto, ogni giorno stanno lì a pensare, hanno una mentalità importante, una mentalità vincente, e sono contento soprattutto per loro. Adesso il Canicattì che è sempre comunque primo, però a più 10, quindi adesso che valore ha il fatto di giocare ogni gara sapendo che comunque c'è un distacco dalla seconda classificata importante? Abbiamo allungato, questo sì, però ancora non abbiamo fatto niente, dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo lavorare ogni giorno
con questa mentalità, cercando di ottenere sempre il massimo. Ora ci sono altre squadre da affrontare, sempre partite complicate, sempre partite difficili, quindi non dobbiamo avere sempre quella umiltà che abbiamo messo fin dal primo giorno che abbiamo iniziato questa strada insieme. Si è vista comunque una gara perfetta, giocata dai tuoi ragazzi, un Canicattì subito con il primo tempo, il 15°, poi al 18° ha rifilato subito un 2-0, comunque tanta voglia da parte dei ragazzi per trovare questa vittoria. Quella voglia la mettiamo sempre. Oggi a maggior ragione che affrontavamo una squadra, una diretta concorrente, perché il Meri la reputa una diretta concorrente e l'hanno messa ancora di più, però questi ragazzi ogni giorno, ogni partita hanno quella voglia, quella determinazione di ottenere il massimo e questo per noi staff è molto importante. Non mollano un secondo, sia durante le partite ma soprattutto durante gli allenamenti, che è la cosa principale. Vittoria dedicata, presumo, ai tanti tifosi accorsi qui all'Aloisio quest'oggi. Vittoria dedicata ai tanti tifosi che ci seguono quando hanno la possibilità. Spero al più presto che si apra il nostro campo perché ci danno una marcia in più e sono contento per loro, ma sono anche felice e contento per la società che fa tantissimi sacrifici, ci fa stare bene e quello è una cosa importante. Quindi noi come staff, noi tutti insieme cercheremo ogni giorno di regalare emozioni, regalare vittorie e poi vediamo alla fine quello che succede. Ancora calcio, Serie D, il Licata batte Paternò. Vediamo. Le squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento, classico rosso-blu, rosso-azzurro per i paternesi, divisa interamente all white per il Licata, che tutto solo può ragionare, prova il lancio in profondità alla ricerca di Minacori, la tocca forse con un braccio, scoppetta dopo che Dama aveva colpito di testa, calmato un po' la propria protesta, poi Minacori, proprio lui, pallone che arriva a Mazzamoto a lasciare rimbalzare in aria, il tiro cross che viene bloccato da Latella. Il Licata si sta aprendo adesso bene con questa serie di passaggi, buono lo stop a seguire di Suaré che può cercare il fondo, Suaré si allunga proprio all'ultimo la sfera e Latella. Candiano vede il movimento di Samaché lanciato in profondità, supera Latella ma è fuori gioco, aveva superato Latella in posizione di offside. Il Licata Candiano tocca per Minacori, Samaché va nello spazio, posizione regolare, Samaché sbaglia il pallonetto a tu per tu con Latella, azione clamorosa al minuto quasi 24esimo di questo primo tempo per Minacori che prova a girarsi, pallone che arriva a Samaché, potrebbe allargare per Mazzamuto riceve il cross sul secondo palo, fuori misura, poteva anche tentare il tiro Mazzamuto. Candiano, la cicca Adama, palla Minacori per Samaché, prova a raggiungere il pallone, va in anticipo Latella che perde la sfera, quindi Samaché si avventura in aria, Minacori atterrato, non c'è fallo, ancora pallone che arriva a Minacori, fischiato un fallo di mano, sembrava averla presa con la spalla, però tutto fermo, punizione per il Paternò. Licata, pallone alla ricerca di Candiano, Visconti, pallone che arriva a Suaré si insinua in aria e col sinistro sbaglia la conclusione, che però rimane allicata con Mazzamuto, altro pallone in mezzo, palla che arriva a Candiano, non un felice impatto col pallone e altra occasione. Visconti arriva con un po' di ritardo Candiano, pallone filtrante a cercare la piana, il tiro fuori misura, però è la prima occasione del Paternò, vera occasione del Paternò, che arriva al 46esimo minuto. Adesso Candiano prova ad andare in aria con Samaché che la stoppa, va in rovesciata, però è debole e di facile lettura per Latella. Per vie centrali, per Candiano che serve ottimamente Suaré che potrebbe andare verso il fondo, Suaré entra in aria, cross in mezzo, Minacori! Al limite dell'area di rigore, anche lui fallisce. Arriva il cross di Candiano, Samaché di testa, palla che rimane lì ed è Guarnera poi a spazzare. Samaché mette la palla sul destro, il tiro di Samaché che fa la barba alla traversa, 24esimo della ripresa, lancio in avanti, Calaiò, attenzione a Cangemi, il tiro
che però esce ben lontano dai pali di Truppo. Va da Candiano, Candiano allarga per sua reazione, buona per il Licata, il pallone in mezzo, salva Dama con un colpo di testa che mette fuori gioco praticamente 3 attaccanti del Licata. Candiano, pallone in mezzo ed è Calaiò che ruba la sfera a Samaché, che era pronto a ribadire in porta. Arriva adesso il momento di Gueye. Ad uscire sarà Aprile, quindi sarà un Licata, trazione anteriore. Fuori un centrocampista, dentro un attaccante, ovviamente sarà arretrato Candiano, sarà arretrato anche un po' Minacori. Va Candiano, palla che arriva in aria, Brunetti trova il tempo ma la conclusione sorvola la traversa. Samaché la prolunga per Gueye, Gueye prende palla al limite, Minacori cade giù, non c'è fallo, anche questa volta sembrava netto. È stato dello stesso avviso il direttore di gara. Candiano, scusate, va lungo, palla che resta a Gueye, il Licata è in vantaggio, il Licata è in vantaggio, la sblocca lui, l'attaccante senegalese, al minuto 38 della ripresa, cambia il risultato e a sorridere sono finalmente i gialloblu, in modo meritato, Licata 1, Paternò 0, ha segnato Gueye. Currò non ce la fa più, infatti è lui che deve uscire, affonda a destra il Paternò, il tiro alto di Rizzo, sì, alla ricerca di Gueye, pallone che arriva a Gueye, pallone in mezzo, Samaché non ci arriva. Gueye, vediamo se proverà a gestire o ad affondare. Gueye va via, va sul fondo, pallone in mezzo, il tiro di Currò deviato. Corner, ma finisce qui, game over, Aldino Liotta, il Licata torna alla vittoria dopo diverso tempo, dopo diverse partite in cui sono stati ingoiati solo bocconi amari e lo fa vincendo meritatamente contro il Paternò. Licata 1, Paternò 0, autore del gol Gueye. La tappa del Giro d'Italia di Messina è salva, vediamo. Veramente impossibile immaginare o credere che una manifestazione, un evento sportivo di tale portata, di risonanza mondiale, possa essere messo in discussione dal bilancio o dai fondi di un comune. Dico che per quanto importante sicuramente non può determinare, diciamo, il fallimento di un evento così grande, così come è successo in passato anche in altri comuni limitrofi, ovviamente, dove sono state fatte delle spese ma senza incidere sui bilanci comunali. Quindi era una domanda retorica che però ha avuto una risposta chiara dal coordinatore del comitato tappa. I fondi per la manutenzione delle strade legate al discorso di Giro d'Italia verranno messe dalla regione siciliana tramite il genio civile. Quindi voglio dire, non c'è nessuna narrazione che possa legare il Giro d'Italia al discorso del bilancio. Questo lo aveva fatto credere anche l'ex sindaco nel momento delle dimissioni, aprendo anche l'ennesimo fronte di polemica al Consiglio Comunale sul capitolo proprio del bilancio di previsione. Era un esempio portato avanti. Sì, l'aveva fatto anche prima con il conto consuntivo che avrebbe dovuto essere approvato entro il 31 dicembre perché altrimenti non si potevano mettere poi nel bilancio i fondi, non si potevano utilizzare i fondi per la manutenzione. Ovviamente sono sempre scelte chiaramente politiche della precedente amministrazione che, a prescindere che siano condivisibili o meno, certamente non è condivisibile il fatto che vengano utilizzate come leva e come pressione nei confronti del Consiglio Comunale, che invece ha il dovere di approvare gli strumenti contabili ma anche il diritto di farlo in piena autonomia e con propria consapevolezza, cioè senza essere tirato dalla giacchetta, senza pressioni da parte dell'amministrazione e senza ricatti da parte di chi che sia. Per quanto riguarda i fondi per gli eventi collaterali, diceva il coordinatore del comitato tappa che sono stati appunto programmati degli eventi che chiaramente hanno bisogno di risorse e certamente
credo che non sia solo il Comune di Messina a dover muoversi su questo fronte, però certamente anche il Comune di Messina, e quindi è giusto che almeno per questo aspetto, che non è chiaramente un aspetto che può fare saltare il Giro d'Italia, assolutamente no, e quindi usciamo da questo storytelling minaccioso che qualcuno voleva mettere in campo. Il Giro d'Italia si farà e si farà anche la tappa di Messina. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.